Il presidente della provincia di Padova, Fabio Bui, nei giorni scorsi aveva preso carta e penna, scrivendo al governatore Zaia e chiedendo aiuto per la viabilità dell'Alta Padovana. Due i nodi principali: riportare la strada Valsugana alla classificazione di statale dopo che era stata ridotta a provinciale. Questa è l'unica possibilità per finanziare le opere necessarie a sistemarla, come chiesto dai sindaci dei comuni attraversati da questa arteria. E poi il ponte sul fiume Brenta a Curtarolo. Un'infrastruttura che rischia di essere chiusa al traffico per i pericoli dovuti alla mancata manutenzione. Chiusura che sarebbe un disastro, ricorda Bui, per l'economia dell'Alta, e ora arriva la risposta del presidente Zaia. Purtroppo non è una viabilità nostra quella, non è una viabilità regionale. Spieghiamo ai cittadini che c'è la viabilità provinciale, quella comunale, quella regionale e quella statale. Quella è una strada e in carico la provincia. Attualmente il ponte ha delle limitazioni alla circolazione che hanno portato danni economici, secondo la provincia di Padova, pari già a 9 milioni di euro. Finora proprio la provincia ha investito 4 milioni nel ponte e chiede alla regione una mano per sostenere la ristrutturazione, che è in fase di progettazione. Ma anche la regione deve rispettare le regole e la procedura corretta. La risposta che stiamo vedendo, il tema è che noi abbiamo un sacco di viabilità purtroppo che ha necessità e prima per legge dobbiamo provvedere alla nostra viabilità. Adesso stiamo valutando se riusciamo a dare una mano. La provincia, oltre che alla regione, ha chiesto aiuto anche al prefetto di Padova, ai parlamentari, ai consiglieri regionali, ai sindaci coinvolti e ai rappresentanti delle categorie economiche, perché ognuno faccia la sua parte.